ragazzi, oggi andiamo a lavorare sui muscoli, in particolare sui tricipiti e sui pettorali. Prima cosa, munitevi di 2 bottigline d'acqua, io ho i miei pesi, chi avesse i pesi meglio ancora, ed iniziamo subito con i tricipiti. Allora, guardate, metto prima la gamba sinistra davanti, quindi piego e mi appoggio con il braccio sinistro. Ecco, mi metto qui, mentre l'altra gamba la porto dietro. A questo punto il mio braccio dovrà essere allineato con i miei fianchi, perché farò questo movimento dietro. Ecco, mi giro verso di voi per farvi capire bene l'attaccatura del braccio al corpo ed andrò dietro. Mi raccomando, la schiena ben allungata, mettiamo il piede ben allineato dietro quello destro, dove appunto mi appoggerò con il gomito sinistro. Anche in questo caso la respirazione sarà molto importante, faremo 20 movimenti per ogni esercizio delle nostre solite 3 serie. Ecco. Adesso invece passiamo all'altra gamba, quindi gamba destra, appoggiamo il gomito destro, mentre con la sinistra prendiamo le nostre bottigline d'acqua, i nostri pesi e li portiamo allineati al nostro corpo. Andiamo su e non spostiamo mai il braccio appunto dal nostro fianco. Ed in questo modo andiamo su e torniamo, allunghiamo bene. Questo servirà per il nostro tricipite. Raccomando la respirazione. Ovviamente anche in questo caso le serie saranno 3. Dopodiché faremo gli altri tricipiti, che sono questi, con tutte e 2 bottigline in entrambe le mani. Mi raccomando, le braccia sempre ben allineate al nostro capo, pieghiamo sempre le nostre ginocchia per evitare appunto un sovraccarico alla schiena ed andiamo su e giù. Giù, su, giù, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, vedete che dobbiamo andare bene su, allungare e piegare bene. Anche in questo caso i movimenti saranno 20 e le serie saranno 3. Adesso andiamo subito a fare gli esercizi per i pettorali. Prendiamo sempre i nostri pesetti, pieghiamo le nostre braccia, allineiamo le spalle con i gomiti piegati e andiamo a chiudere in questo modo. Sempre le ginocchia piegate, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo. Ricordiamoci di inspirare sempre con il naso e di espirare con la bocca. Chiudiamo bene. In questo caso, in tutti gli esercizi, ricordiamoci sempre di contrarre anche i nostri addominali e i nostri glutei, perché sarà molto importante proprio per la nostra muscolatura in generale l'esercizio con i pesetti. Sempre 20 movimenti, andiamo giù e ne farei, intanto vedete che io sto girando i manubri, questo occorre proprio per rinforzare i nostri polsi, soprattutto noi donne abbiamo la debolezza ai polsi, quindi in questo modo andiamo anche a rinforzare i polsi. Anche in questo caso riprenderemo a fare sempre queste altre 2 serie, ma ne facciamo un'altra. Facciamo questo esercizio, andiamo su e giù, su, 3, 4, vedete, porto all'altezza delle spalle le braccia e vado su con le braccia tese, le ginocchia sempre piegate ed i movimenti saranno sempre 20. Le nostre solite 3 serie da 20, la nostra respirazione importantissima e tra una serie e l'altra ovviamente voi farete passare circa 5 secondi.
e torno. Anche in questo caso il tempo che aspettiamo, il nostro tempo di riposo, possiamo girare i manubri e quindi far lavorare anche i nostri polsi. Per oggi è tutto, un abbraccio!